Stati Uniti, Russia e Cina si scontrano per l'egemonia nei Balcani e le stelle europee stanno a guardare. La Romania sta affrontando una crisi politica prodotta dalla corruzione e dal non rispetto dello Stato di diritto. A Sofia si può visitare un appartamento per capire come vivevano i bulgari ai tempi del comunismo. Un viaggio a cavallo dall'Asia centrale fino a Cracovia per portare un messaggio di pace. Il nuovo inizio del campione del mondo azzurro Camoranesi, allenatore nella Serie A slovena, ad un tiro di schioppo da Trieste. I conflitti in Mesopotamia e in Persia, la guerra in Siria, ma anche il veto posto dal presidente francese Macron all'avvio di negoziati per l'adesione all'Unione Europea della Macedonia del Nord e dell'Albania hanno aperto, o meglio rinfocolato, lo scontro tra le potenze mondiali nell'area dei Balcani. Una zona dove sono attivissime soprattutto la Cina e la Russia. Gli Stati Uniti rispondono, assente Bruxelles. Queste turbolenze diplomatiche cosa producono in Europa orientale? Comporta una serie di problemi fondamentali perché l'Europa orientale, in particolare questa parte adriatica dell'Europa orientale, vede contemporaneamente presenti americani, russi e cinesi, cosa che non era mai successa nella storia, e siccome in questa fase gli americani sono riusciti ad unire, sia pure provvisoriamente penso, russi e cinesi, lo scontro è particolarmente forte. Sono fenomeni che possono danneggiare gli interessi dell'Italia? Qualche persona o anche qualche leader politico in Italia pensava che fossimo un paese neutrale. Evidentemente non lo siamo, e quando abbiamo provato a fare gli affari nostri con i cinesi, per esempio, e qualcosa anche con i russi, ci è stato comunicato che dovevamo smetterla e siamo stati anche sanzionati per questo. L'attenzione del Cremlino è concentrata soprattutto sui paesi confinanti. Putin in gennaio a Sebastopoli, in Crimea, ha assistito alle manovre della flotta del Mar Nero. Per il Natale ortodosso poi è volato in Siria, ricevuto dal fedele alleato Assad. In questa occasione a Damasco ha anche visitato la più antica chiesa ortodossa in Siria. La cattedrale mariamita, dove ha incontrato Giovanni X, patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente. Un viaggio con cui Putin ha riaffermato la potenza globale della Russia, una proiezione geostrategica dal Mar Nero al Levante che risale verso il sud-est europeo. In questo contesto il Cremlino percepisce Trump come un competitore o come un possibile alleato? Non tanto Trump è una personalità sicuramente ingombrante dal punto di vista mediatico, ma poi l'America è un'altra cosa e c'è molto altro. La Russia in questo momento vede l'America come un pericolo e Putin in particolare lo vede come un pericolo, immaginando che alla fine delle fini gli americani vogliano far fare alla Russia la fine degli altri paesi come l'Ucraina, in cui sono riusciti a fare avanzare le cosiddette rivoluzioni colorate. Nei Balcani Mosca qualche volta usa metodi piuttosto spericolati, spicci. In Montenegro nel 2016, quando il paese stava per entrare nella NATO, è stato sventato un tentativo di colpo di Stato in cui erano implicati agenti russi. Putin cerca più che altro dividere il campo avversario, ma questa è una tecnica direi quasi ovvia dal punto di vista di Mosca, indipendentemente dal regime. Che Mosca possa ricreare una sua qualche forma di impero europeo, francamente tenderei ad escluderlo. I russi sono in una fase di crisi strutturale che viene compensata da una capacità tattica molto notevole di Putin. Mosca, per supportare questa politica nei Balcani, ha costruito strutture operative e logistiche. La più importante è una base a Niš, in Serbia. Belgrado afferma che si tratta di una unità della protezione civile russa. Per gli analisti della NATO, invece, è un centro operativo e di ascolto dei servizi segreti militari russi. Of course, if in the parliament will be a majority against our government.
Naturalmente, se nel Parlamento ci sarà una maggioranza che approverà una mozione di sfiducia contro il nostro governo, ogni decisione in questo senso avrà i presupposti per portare il Paese ad elezioni anticipate. Questa, ad est-ovest, è stata l'ultima dichiarazione ufficiale del premier rumeno Ludovic Orban. Il giorno dopo il governo è caduto proprio in seguito ad una mozione di sfiducia approvata dal Parlamento e presentata dal Partito Socialdemocratico insieme all'UDMR contro il disegno di legge dell'esecutivo di centrodestra sulla modifica del sistema elettorale dei sindaci. Solo 3 mesi di vita, dunque, per il liberale Orban, subentrato lo scorso novembre dopo il tonfo del governo socialdemocratico guidato da Viorica Dancila. 4 governi negli ultimi 3 anni e mezzo. La Romania non trova pace, ma non tutto è come appare. Raggiungiamo il direttore della Scuola Nazionale di Studi Politici e di Pubblica Amministrazione di Bucarest, Cristian Pirvulescu, che sull'ultima crisi ha idee piuttosto chiare. Această criză politică a fost provocată. Questa crisi è stata provocata dal Presidente della Repubblica, che vuole andare ad elezioni anticipate dopo che alle ultime presidenziali ha ottenuto una grande legittimità grazie al 66% di consenso popolare, consenso che però inizia a scemare. Inoltre, se nel suo primo mandato non aveva né Parlamento né governo dalla sua, con un Orban liberale come lui, rafforzato da un eventuale voto anticipato, cercherebbe di fare le riforme strutturali e di cambiare anche alcuni punti della Costituzione. O majoritate presidenziale. Sullo sfondo si paventa addirittura un accordo per il voto anticipato tra i liberali di Iohannis e Orban ed il Partito Socialdemocratico che ha presentato la mozione di sfiducia. Partito che vuole definitivamente lasciarsi alle spalle gli scandali politici e giudiziari degli scorsi anni e rigenerarsi attraverso un rinnovamento generale. În acest moment este greu de stabilit, suntem chiar în ziua în care... È una situazione senza precedenti questo accordo tra forze politiche per le elezioni anticipate. La Costituzione lo prevede, ma fino ad oggi non era mai accaduto che i partiti decidessero di porre fine al mandato del Parlamento. Vedremo che succederà con le consultazioni, ma a questo punto penso sia difficile evitare nuove elezioni. de alegeri anticipate. All'instabilità politica degli ultimi anni, i rumeni, che chiedono un cambio di marcia su pensioni, assegni familiari, salari, sembrano essersi ormai abituati. Criza asta politică, România în primul rând are nevoie de muncă. Mi aspettavo che questo governo sarebbe caduto. Speriamo ora in elezioni anticipate che possano portare a un governo forte e capace di realizzare le misure di cui questo paese ha bisogno. Continuare, România este o țară stabilă. È importante che si vada avanti con i progetti di riforma avviati. Per il bene e per il futuro della Romania abbiamo bisogno di stabilità. Il presidente Iohannis ha avviato in questi giorni le consultazioni ed ha affidato sempre a Orban il compito di formare un nuovo governo e di presentarsi in Parlamento per la fiducia. La Costituzione rumena prevede al massimo 2 passaggi in questo senso da concretizzarsi entro 60 giorni. In caso contrario si aprirà la strada per le urne. Benvenuti a casa della famiglia Plamen, dove il tempo si è fermato agli anni del comunismo. Un'audioguida accompagna il visitatore nell'appartamento spiegando come si viveva in Bulgaria durante la guerra fredda, attraverso le storie di vita quotidiana della signora Elena, del marito Petar e del figlio Bojan, una famiglia tipo nella Sofia degli anni '80. Si chiama L'appartamento rosso ed è l'opera di un collettivo di artisti. Ogni oggetto è originale d'epoca, recuperato nei mercatini o nelle collezioni personali. Per scrivere i testi della guida, gli autori hanno utilizzato diari o hanno intervistato i propri nonni e genitori. Penso che la cosa più preziosa che offriamo non siano gli oggetti ma lo storytelling, cioè il racconto che riceve il visitatore. Ci sono moltissimi posti ormai in Europa dove puoi trovare oggetti su questo periodo, ma se l'oggetto non racconta una storia è solo design. Noi volevamo andare un po' oltre. La televisione è un apparecchio sovietico dell'85 a 8 canali, ma a quei tempi ne funzionava uno solo, il primo programma della televisione bulgara.
È tutto spiegato nelle 46 storie dell'audioguida, quali erano i giornali più diffusi, i giochi dei bambini, il modello di bicicletta più in voga, l'unico, i fazzoletti, ciardarche, indossati dai bambini per andare alle sfilate e poi come si faceva per ascoltare Radio Free Europe e come, volendo, ci si potevano procurare i dischi dei gruppi occidentali al mercato nero. L'appartamento rosso fa parte del tour della Sofia comunista, un percorso a piedi rivolto a turisti di tutto il mondo che tocca alcuni fra i luoghi più significativi della capitale bulgara durante la guerra fredda. Obiettivo degli organizzatori è presentare un periodo di quasi 50 anni di storia della Bulgaria, dal 44 all'89, nella sua complessità. È un periodo ancora molto controverso, una delle questioni più polarizzate nel nostro paese. Siamo divisi su questo periodo. È stato positivo o negativo? Io penso che la verità sia un po' nel mezzo. Nel discorso pubblico il passato comunista del paese è stigmatizzato come periodo estremamente negativo. Il Parlamento ha dichiarato che il regime era illegale, per la politica ufficiale i comunisti erano dei criminali. Queste posizioni però, secondo l'antropologo Ivailo Dicev dell'Università di Sofia, contrastano con il sentimento espresso da una parte della popolazione bulgara. La politica ufficiale è quella di dichiarare il regime comunista come criminale, ma c'è un forte sentimento in ampi strati della popolazione che prima si stava meglio. Per Dicev, l'idealizzazione del passato comunista si comprende alla luce della durezza degli anni 90, il primo decennio della democrazia. Abbiamo attraversato un periodo di transizione molto difficile. Negli anni 90, quando le industrie furono privatizzate, molte persone persero il lavoro, le riforme tardarono a causa delle lotte tra le nuove e le vecchie elite e, visti dalla prospettiva degli anni 90, gli anni 80 apparivano meravigliosi. La Bulgaria, rispetto ad altri paesi dell'ex blocco sovietico, ha inoltre sempre avuto un diverso legame con la Russia. Questo paese non è mai stato antirusso come la Polonia o i paesi baltici. Molta gente qui ama la Russia. Era un regime basato sul terrore, certo, una dittatura, ma qui non è mai successo niente di paragonabile al 56 in Ungheria o al 68 a Praga. Ci sono stati pochissimi dissidenti. Il sentimento anticomunista non è forte neanche oggi. Il progetto di fare un museo del comunismo è stato abbandonato, troppi contrasti. Molti però vogliono ricordare e raccontare la storia del proprio paese, anche se non erano ancora nati, proprio come i ragazzi dell'appartamento rosso. Cigere è il suo nome, in mongolo significa dritto, è una delle prime parole che ho imparato e gli calzava a pennello. A cavallo dalla Mongolia a Caprie, piccolo borgo della Val Susa. Chissà cosa ricordano delle sconfinate praterie dove sono nati Cigere e Custode, i due inseparabili compagni di viaggio di Paola Giacomini. Insieme, da giugno 2018 a novembre 2019, hanno percorso 9.000 chilometri da est a ovest. Un viaggio a cui Paola pensava da anni. L'idea è nata proprio a Cracovia, dove a ogni ora un trombettiere suona una musica che si interrompe prima di finire per ricordare quando i mongoli sono arrivati ad attaccare la città e hanno colpito la sentinella che stava dando l'allarme con una freccia alla gola. Quando mi hanno raccontato questa storia ho immaginato di fare questo viaggio per la pace e non per la guerra. E il sindaco di Karakorin, che adesso è poco più di un villaggio ma allora era l'antica capitale della Mongolia, ha accolto l'idea e mi ha affidato lui una freccia fatta ora come allora da portare in dono alla Basilica di Santa Maria. A Cracovia Paola è stata accolta con una grande festa. Sulle orme di Genghis Khan ha incontrato mongoli, tartari, russi, lettoni, polacchi e la freccia è stata per lei, racconta, un salvacondotto. Era un'idea che stava viaggiando da est a ovest e per tutti, qualsiasi categoria di personaggio io abbia incontrato, diventava sacrosanto proteggere, difendere e portare avanti quest'idea. E questo è stato bellissimo, perché questo è il senso della pace, il fatto di vedere che qualsiasi essere umano, se ha di fronte un'idea così, credo, bella, la fa propria.
Un semplice telo per proteggersi dalla pioggia, 2 bisacce con l'indispensabile. Paola, Cigherè e Custode hanno affrontato così taiga, steppe, foreste. L'ingrediente numero 1 per sentirmi sicura nel posto del campo era guardare che cosa mi dicevano loro, perché i cavalli hanno quella sensibilità, come tutti gli animali e probabilmente anche l'uomo una volta, di riconoscere se un posto è adatto a fermarsi o meno. Più del freddo e della fatica è stata la burocrazia a rallentare la sua marcia alle tante frontiere che ha dovuto attraversare, ma non si è mai fermata. Здравствуйте! Viaggiare a cavallo è la passione di sempre per Paola. Giovanissima cavalcò con la sua Isotta fino a Santiago de Compostela. Ha attraversato le Alpi sulle orme del lupo. Torinese, 40 anni, una laurea in agraria, ha scelto di lavorare sulle piste di sci per poter continuare a viaggiare a cavallo e cercare l'umanità lungo le strade meno battute. Mi sono successe tante di quelle cose belle, in un modo talmente sempre inaspettato ma perfetto, che penso che questo viaggio non sia stato un dono che non posso tenere solo per me. Guarda che fuoco che è venuto fuori stamattina e noi ce ne andiamo. Il suo ultimo viaggio diventerà un libro. Sicuramente sono stata benedetta in tantissime occasioni e di questo ringrazio il cielo. Sapere di aver davvero consegnato questa freccia, che la cosa sia stata capita a Cracovia, mi rende felice. Un po' felice, quella piccola felicità mia. Ecco. Non so se è terrena la felicità, però ci sono andata vicino, sì. Gli allenamenti del Tabor si dividono fra lo stadio di casa in Slovenia, a Sežana, e il vicino campo di Opicina, in Italia, nel Carso triestino. Li guida Mauro Camoranesi, neotecnico della squadra neopromossa nella Serie A della Slovenia. Argentino naturalizzato italiano, campione del mondo nel 2006 in Francia, il 42enne Camoranesi ha scelto la Slovenia per cominciare la sua carriera di allenatore in Europa. Da Torino, dove viveva e lavorava come commentatore TV, si è trasferito quindi a Sežana, piccola città di 13.000 abitanti confinante con Trieste, sede di una società in piena lotta per rimanere nella massima serie. Una scelta inusuale, un'opportunità nata grazie al contatto fra lo sponsor del club e il suo agente Giovanni Galli. Mi è piaciuto più che altro perché gli obiettivi sono chiari, perché penso che il campionato sia molto equilibrato da quel punto di vista, si è vicino a casa, ci sono tanti aspetti positivi, ma soprattutto c'è anche uno staff di gente giovane che lavora con tanti sacrifici, quindi io mi sono immedesimato in quella che è la realtà di questo club, che è un club piccolo ovviamente, ma con degli obiettivi chiari. All'inizio, spiega il direttore sportivo Davor Škerians, si era parlato di una semplice collaborazione. All'inizio abbiamo parlato un po' solo di un modo di collaborare, un po' di come una persona di mondo di calcio di top, di spiegare un po' le esperienze, tutte queste cose, però alla fine abbiamo sentito che abbiamo un'idea di calcio comune. Con lui sono arrivati anche l'assistente tecnico Andrés Iliana, ex calciatore di Brescia e Verona, e il preparatore atletico Enrique Miguel, anche lui ex Brescia ai tempi di Guardiola e Roberto Baggio. Il precedente allenatore del Sežana, Almir Sulejmanovic, è rimasto come secondo. Sono contento e onorato di poter lavorare con un campione come lui. Abbiamo una squadra composta da giocatori con tanta voglia di imparare e di migliorare. Per Camoranesi è la quarta esperienza in panchina e la voglia di mettersi in gioco è tanta. Le prime 3 si conclusero con esoneri o dimissioni nella Serie A argentina e con 2 squadre della B messicana. Per quanto riguarda lo stile, ovviamente noi, essendo una squadra piccola che ha bisogno di risultati, io penso che sia opportuno andare a cercare risultati piuttosto di subire. Perché? Perché le condizioni del campionato e le condizioni della nostra rossa ci permettono di sognare con andare a cercare il risultato. Intanto, mal che vada, si perde, no? Tutti perdiamo, dalla prima in classifica all'ultima. Non è il primo ex azzurro ad allenare in Slovenia. Nel 2013-14 Luigi Apolloni, vice campione del mondo a USA 94, portò il Nova Gorica alla vittoria della Coppa Nazionale. Anche gli obiettivi del piccolo Tabor sono ambiziosi.
Nell'anno 2023 c'è il 100 anni di esistenza di calcio in Segiana e è un obiettivo che abbiamo già un paio di anni fa abbiamo fatto di giocare qualche partita di Europa in anno 2023. Agli investimenti sul mercato si aggiungono quelli sul settore giovanile e sulle infrastrutture. Il piccolo stadio Rajko Stolfa, da 1500 posti, è privo di luce artificiale, si può giocare solo di giorno, ma sono previsti lavori per l'installazione dell'impianto di illuminazione. Il campionato sloveno è in pausa, per il Tabor riprenderà il 22 febbraio a Lubiana per una sfida a salvezza contro un'altra neopromossa, il Bravo.